stampa. Pucci pucci, pucci pucci, pucci 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 pucci. Fammelo sentire Roberto Salis, tira su, fammi godere, senti che musica, senti. Ah, da pucci pucci, da pucci pucci, ah yeah, ah yeah. Roberto Salis alla chitarra, lo trovate a Lollapalooza ogni notte, ma anche con Sammy Varin. Il bello è avere la sua musica in sottofondo, molto sotto e un pochino in fondo. Il buongiorno da Sammy Varin, buongiorno anche a Francesco, presente più che mai fisicamente e psicologicamente a questo nuovo evento che chiamasi Rassegna Stampa. Come state? Come state? Pucci pucci a tutti voi. E non scherzare, ma oggi su ogni giornale si parla di Pucci, 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 questo comico che sicuramente conoscete, non conoscete Pucci, no, non ci credo, dai, è un comico pompato, secondo qualcuno dalla destra in questi anni, lui e la Venezzi probabilmente hanno cantato insieme in qualche Sanremo, non ce ne siamo mai accorti, e che ha dovuto dire no a Sanremo perché gli hanno fatto un culo quadro dicendo che guarda chi invitano a Sanremo, Tele Meloni, eccetera. Pucci rinuncia a Sanremo. Adesso ne parliamo. Tu dici, ma non puoi fare una rassegna stampa su Pucci? Infatti non la farò, perché se scegliete Radio Libertà, buongiorno ai vecchi e nuovi ascoltatori, sono Sammy Varin, salve, vuol dire che scegliete la differenza, volete fare qualcosa di diverso questa mattina, svegliarvi in un modo diverso, grande come l'universo, e avete scelto Radio Libertà, magari passandoci così, cliccando di qua e di là sulla vostra autoradio mentre cercate di scongelare l'automobile. Il buongiorno si sente dal Varin e quindi anche dai vostri messaggini, perché il bello di questa trasmissione, in onda dalle 7.30 alle 9.30, poi ancora dalle 11 a mezzogiorno e andiamo pure in replica la sera dalle 20 alle 21, il bello è che potete inviare i vostri WhatsApp al 340 67 09 659 340 67 09 659 per commentare le notizie del giorno. Siete voi i veri editorialisti di questa radio e io ogni mezz'ora do una sbirciata a quelli che sono i vostri sentiment. Allora, prima di tutto, un'occhiata alle agenzie di questa notte, se è successo qualche cosa, un nuovo attentato terroristico, sai che ormai qui siamo in pieno clima terroristico e non ce ne eravamo accorti, e diciamo che molti di noi non prendono i mezzi pubblici, ecco, li prendiamo una volta nella vita e poi magari la meniamo che arrivano pure in ritardo, ma quelli che prendono tutti i giorni i mezzi pubblici si comincia ad avere qualche dubbietto. Però quello che succede contro l'alta velocità, quello che succede contro le Olimpiadi, quello che succede contro qualunque cosa che venga fatta, contro i no a prescindere. Beh, vi stupirà, ma sul Corriere non c'è nulla di tutto questo in apertura, ma ci sono i Super Bowl. Seahawks stracciano i Patriots. Trionfo per il rapper Bad Bunny, ma Trump sui social dice uno show tra i peggiori di sempre. Ve ne frega qualcosa? Non penso, e allora scendo più avanti e il Corriere mette anche nella pagina elettronica l'intervista esclusiva a Piantedosi proprio su quello che vi dicevo io. Giochi e cortei violenti. C'è chi vuole il caos generalizzato. L'opposizione collabori per difendere lo Stato. Intervista esclusiva oggi al Corriere e la vedremo tra poco nell'edizione cartacea. Super Bowl anche su Repubblica. Bad Bunny, lo show al Super Bowl celebra gli immigrati e infuriare Trump. Il più brutto sorpresa Lady Gaga.
Sapete, quando si parla di immigrati ci spuntano subito le antenne per ascoltare meglio e avremo modo certo di riprendere l'argomento. Io però subito mi tuffo nella questione Pucci, perdonatemi, e praticamente tutti i quotidiani aprono con Pucci e quello che ha il titolo forse più potente questa mattina è Libero. Come si intitola il quotidiano Libero oggi? Non c'è niente da ridere. Prepotenze, aggressioni, bavagli democratici, insulti e minacce, il comico Pucci rinuncia a Sanremo. Meloni deriva illiberale a sinistra. Violenze anti-Olimpiadi, invece di condannare, Dem e Grillini accusano il governo. E avete visto anche questo weekend, ragazzi, si sono menati per bene qui a Milano contro le Olimpiadi, contro qualunque cosa. Una cosa brutta è che dopo la bellissima inaugurazione di venerdì sera, penso che abbiate visto qualche pezzo in TV, e poi in tutto il mondo ci è andato reso conto di sabato con i centri sociali che hanno picchiato, distrutto. Vergognoso, tu dici, solita tiritera, era successo anche per Parigi e succede a ogni evento internazionale. Vero anche questo. Landini contro il pacchetto sicurezza, si instaura uno stato di polizia, è tornato Landini, e Salvini gli risponde dicendo delira. Prima pagina di Libero, proprio in centro pagina, eccole qua le situazioni che ci fanno venire qualche dubbio. Pucci no e questi invece sì. Perché artisti liberi di dire solo quello che piace ai progressisti. E ci sono le foto esempio. Fazio, Littizzetto, Rula Gebral, Fedez. A Sanremo tanti comici benedetti dai compagni. Non viene citato, e non so perché, Crozza, perché insomma ci ha provato anche lui ad andare a Sanremo, e vi ricordate quando ha tirato fuori Berlusconi è stato fischiato clamorosamente, ma si vede che Crozza non è considerato di sinistra e quindi va bene così. Il regimetto rosso smutandato da un cabarettista. Questo è l'editoriale di Mario Secchi quest'oggi sul quotidiano Libero, e direi che ce lo possiamo anche leggere visto che è cortino. Andrea Pucci è una delle persone più gentili, educate e spiritose che abbia mai conosciuto. Un'intelligenza viva, piena di autoironia, un artista che riempie i teatri e non se la tira da mettere a pensée. Il nostro incontro fu favorito l'anno scorso dalla celebrazione dei 25 anni di Libero. Avevo proposto all'editore di organizzare uno spettacolo nel regno dello spirito corsaro del nostro giornale. Pucci mi sembrò il carattere perfetto. Lo chiamai al telefono e la trattativa andò più o meno così. Pucci, lei ci piace un sacco, vieni a far festa con noi? E lui, vengo con la mia band, preparatevi. Scegliemmo il Teatro Lirico Giorgio Gabri in via Larga Milano, progettato da Giuseppe Piermarini nel 1776, palcoscenico da brividi. Pucci e i suoi musicisti furono straordinari. Battute, gag, canzoni italiane. Andrea canta benissimo e con lui c'è una vocalist eccezionale, Loredana Fadda. Non ci fu niente di volgare, di sessista, di razzista, di omofobo, di destra o di sinistra, di progressista o di sovranista. Sulla ribalta c'era un artista che non aveva un programma ideologico da portare avanti per indottrinare la massa. È questo il vero scandalo di Pucci. È un avversario naturale del politicamente corretto, uno dei pochi artisti che non è stato catturato dalla buon costume rossa. Il Festival di Sanremo, dopo averci ammorbato per anni con la messa cantata dello scemo di turno del Villaggio Democratico, ha perso l'occasione per essere più divertente, più vario, più popolare, più libero. Il rifiuto di Pucci di farsi pestare dalla polizia morale degli ayatollah della sinistra è un'energetica pernacchia. È il regimetto smutandato da un comico e non c'è niente da ridere. Così il quotidiano Libero, uno dei tanti che mette Pucci in prima pagina, e naturalmente la primissima domanda che vi faccio: Pucci sì, Pucci no? Perché loro possono parlare e noi no? E fatemi un messaggino 340 6709 659, perché loro fanno ridere
e se la ridono e come? E come nei loro programmi ridono tra di loro. C'è anche, guarda, sto guardando ancora le fotografie che ha messo Libero in prima pagina, il bacio tra Fedez e Rosa Chemical in prima serata, e magari anche le altre cose che hanno combinato, mimando gesti molto volgari in primissima serata. 340 6709 659. Lasciamo fare questi e non lasciamo chiacchierare un comico. E questi sono i tempi, ragazzi, questi sono i tempi. E forse anche per questo che sempre di più ogni mattina o anche ogni pomeriggio, ogni sera scegliete Radio Libertà. Ricordatevi che questa rassegna stampa la trovate anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, la trovate sulla pagina Facebook di Radio Libertà e sul canale YouTube di Radio Libertà. No, sai, lo dico perché molte volte, per i motivi più strani, qualcuno ci blocca e quindi spariamo per giorni e giorni. Siamo in multipiattaforma, ci mancherebbe, quindi se non ci vedete, non ci trovate dall'altra, mi trovate qui. Se non mi trovate qui, ma compratevi una radio DAB. Nella banda DAB della radio il nostro segnale è assolutamente perfetto in tutta Italia. Se non ci trovate neanche la radio DAB, mettetevi a piangere, perché no, c'è anche la app, scaricate l'applicazione di Radio Libertà e vai tranquillo. Senti, facciamo così, oggi allora penetriamo subito sul quotidiano Libero, perché mi sembra quello più convinto, soprattutto il suo titolo, Non c'è niente da ridere. Andiamo all'interno e vediamo subito: Pucci rinuncia a Sanremo per gli insulti della sinistra. La Meloni che interviene, e anche questo per la sinistra è stato un segnale, deriva illiberale. Il comico milanese avrebbe dovuto co-condurre la terza serata della Kermesse, ma è stato assalito da un'ondata di odio social e ha detto no. Inaccettabili gli attacchi alla mia famiglia. E anche questa cosa, in effetti, cosa mai c'entra la famiglia di Pucci? E questi sono i soliti leoni da tastiera, signori, che troviamo anche noi nel nostro piccolo. Sapeste quante ce ne scrivono sui social? A proposito, cercate Radio Libertà anche su Instagram, perché ne vedete delle belle. Solidarietà dal governo. 5 Stelle che scrivono vittimismo. Elisa Calessi, vi leggo qualche riga del suo articolo. La decisione di Andrea Pucci di rinunciare alla co-conduzione della terza serata del Festival di Sanremo è diventata ieri il caso politico del giorno. Del resto, politiche erano state le polemiche scatenate a valanga sui social che avevano accompagnato fin da subito la notizia della sua presenza a fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. In molti infatti avevano ricordato le battute del comico su Ellis Line e altre politicamente scorrette contro Tommaso Zorzi. Alla fine, ieri Pucci ha deciso di rinunciare al palco dell'Ariston. Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili e inaccettabili, ha spiegato, definendo quella che si è abbattuta su di lui un'onda mediatica negativa che altera il patto fondamentale con il pubblico. Quanto alle critiche mosse contro di lui di omofobia e razzismo, ha detto, sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto un post in sua difesa. Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui, ha detto, esprimendo solidarietà al comico. Quindi ha attaccato il doppio pesismo della sinistra, che considera sacra la satira, insulti compresi, quando è rivolta verso i propri avversari, ma invoca la censura contro coloro che dicono cose che la sinistra stessa non condivide. La deriva illiberale della sinistra in Italia, ha concluso la Meloni, sta diventando spaventosa. Qua mi fermo, ma poi oltre alla Premier si sono schierati altri leader del centrodestra, con Pucci compreso il nostro Matteo Salvini. E nella stessa pagina Daniele Priori insieme ad Elisa Calessi che ha scritto l'articolo che vi ho letto prima, e poi andiamo a pensare ai precedenti, ad esempio alla Venezzi. Beatrice Venezzi, l'ossessione di sindacati e grillini. Venezzi torna in Italia
e ripartono le accuse dei compagni. Il direttore d'orchestra mercoledì parlerà alle detenute nel carcere della Giudecca e i pentastellati vanno alla carica. Il maestro Beatrice Venezzi, tornata in Italia dopo mesi di tournée e concerti all'estero, prende applausi anche nel nostro paese, da Pisa a Trieste. Beatrice insomma è profeta perfino a casa sua e la sinistra rosica ancora di più. Perché a Sanremo come co-conduttrice non mandano la Venezzi? Ironizzano provocatoriamente dal gruppo 5 Stelle in commissione di vigilanza Rai. Visto che alla Fenice non la vuole nessuno, potrebbe provare a dilettarsi all'Ariston. Se la ridono Dario Carotenuto, Dolores Bevilacqua, Anna Laura Urico, Gaetano Amato, ma come si dice, ride bene chi ride ultimo. E prosegue l'articolo interessante di Daniele Priori oggi sul quotidiano Libero, che fa pensare a qualcosa che tutti noi e tutti voi da sempre pensiamo e pensate, cioè che in Rai ci metti piede soltanto se fai vedere e agiti bene la tessera del PD, e noi naturalmente ne siamo un esempio quotidianamente fulgido, visto che qui a Radio Libertà siamo in un fortino praticamente, avete ben capito, di qua non si esce, e se si esce ti guardano come dire oh mamma mia, è quello che cosa vuole fare, mentre invece da altre radio portate avanti simpaticamente in qualche modo dalla sinistra, da quelle radio sono usciti di quelle perle, perlone, che sono poi arrivate in Rai. Mi viene in mente alla Jalapas Band, quella che la ricordate, la Jalapas, cioè, sapete dove lavora adesso da decenni, ma anche molti altri esempi arrivati da Radio Popolare che amiamo e di cui siamo molto invidiosi, certamente. Siamo molto invidiosi, lo diciamo quotidianamente, però se state ascoltando Sammy Varin e non la rassegna stampa di Radio Popolare, forse vi abbiamo fatto venire voglia di una controinformazione diversa. E allora restiamoci sul quotidiano Libero, perché vi dicevo oggi è potentissimo, merita il vostro acquisto, soldi spesi bene, con i tanti esempi appunto di un passato mica tanto poi passato. Perché lui no, Pucci, e gli altri sì? Chi sono gli altri? Fazio, Rula, Gali. Quanti comizi durante il festival, da Crozza alla Littizzetto fino a Fedez e Gonu. Per i progressisti possono parlare solo quelli che attaccano i loro avversari. Le proteste sull'artista di Zelig dimostrano che hanno scambiato l'Ariston per le feste dell'unità. Ve lo dico sinceramente, a me Zelig piace, ma so benissimo che l'80-90% di chi parla su quel palco è di sinistra, ma è una mia idea, magari mi sbaglio. PD, anche perché lo stesso Pucci, insomma, c'è passato da lì e insomma, se l'hanno fatto parlare vuol dire che sono democratici. PD muto se insultano Melania. Un riquadretto, siamo a pagina 2, che pagina è? No, 3, pagina 3 del quotidiano Libero. E è proprio la Lega che dice 2 pesi e 2 misure. Nulla di nuovo, come ricordano i parlamentari della Lega in commissione di vigilanza Rai. Il ritiro di Andrea Pucci da Sanremo è l'ennesima prova dell'intolleranza, dell'antidemocrazia della sinistra. Un comico scelto dalla Rai è stato travolto da insulti, minacce e attacchi, anche la sua famiglia, solo per non essere allineato al pensiero unico progressista. Scrivono in una nota Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi e Elena Murelli. Quella stessa sinistra che predica dalla mattina alla sera l'antifascismo, continuano gli esponenti del Carroccio, è la prima e l'unica ad essere censoria, autoritaria, incapace di tollerare voci diverse e, a questo punto, anche di ridere. Poi il precedente scomodo per cui però all'epoca nessuno si era indignato come ha fatto con Pucci. Nel 2021 Alan Friedman, in diretta su Rai 1, definì Melania Trump escort. Insulto sessista accolto da applausi a sinistra, ma se Pucci a scherzare scatta la gogna.
Questo uno soltanto dei tanti esempi che trovate a pagina 3 di Libero è nell'articolo Perché lui no e gli altri sì, e naturalmente ci sono tutti gli esempi, da quella Maurizio Crozza a quella Luciana Littizzetto, a Rula Gebral, ma anche Paola Egonu, è un leitmotiv quello dell'Italia razzista che è tornato a Sanremo nel 2023, e poi Fedez e Rosa Chemical, il bacio è espediente perfetto per impartire a tutti gli italiani la lezioncina di moralità in nome del gender fluid, senza dimenticarci di Gali, l'idolo indiscusso della sinistra odierna, il novello martire delle Olimpiadi. A proposito, ci siamo persi le rassegne stampe del weekend, ma avrete seguito i colleghi, è una bellissima apertura delle Olimpiadi, pulita decisamente rispetto a quello che abbiamo visto in Francia qualche anno fa. Mi vengono ancora i brividi. Sono sul quotidiano Libero e ci resto, dai, anche perché dopo la bellissima cerimonia di apertura di venerdì sera la sinistra va in tilt sugli scontri anti-Olimpiadi e invece di condannare se la prende col governo. Pagina 4 di Libero. Dopo l'attacco all'alta velocità e la guerriglia a Milano, Meloni denuncia i professionisti del caos. Il centrodestra per PD e 5 Stelle è finito il tempo dell'ambiguità e Landini si inventa l'instaurazione dello Stato di polizia, mentre Askatasuna minaccia ancora: rivogliamo lo spazio. Lo spazio cioè non è che vogliono andare, magari dice andassero fuori dalle palle, no, lo spazio del centro sociale. Un capo del centro sociale ammette la strategia dei cortei e il post dei compagni contro gli agenti è un boomerang. La Stampa ha intervistato chi ha devastato la sua redazione. Cosa ci siamo persi, ragazzi? È veramente, stare a casa un weekend è pericolosissimo. A proposito di un certo clima che si sta creando, il clima dei no, 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 ma un conto è dirlo e un conto anche è distruggere per dire no, 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 la Procura di Bologna, a pagina 5 di Libero, ha aperto un fascicolo: treni bloccati, atto di terrorismo, il MIT chiede i danni ai sabotatori. Chiaramente aspetta e spera che li beccano, però è troppe cose tutte in un giorno a distanza di poche ore. Per i magistrati che conducono le indagini sui cavi tranciati si è trattato di un attentato ai trasporti. Nel capoluogo lombardo, tra i fermati, c'è anche uno dei criminali di Torino. La rivendicazione per il sabotaggio alla circolazione ferroviaria, anche se ormai tutti parlano di attentato, con il danneggiamento dei cavi della rete a Bologna, non c'è ancora stata, ma per gli uomini della Digos che stanno conducendo le indagini si tratta di un dettaglio del tutto secondario. Prima o poi arriverà, anarchici e la galassia rossa anti-Olimpiadi, l'ipotesi più probabile. Altra notizia è che vi vede assolutamente plaudenti un corno, nel senso che però è un segnale di un qualche cosa che non va tanto bene e noi continuiamo questi personaggi a difenderli. L'amico di Rami è stato arrestato per furto. Con un complice stava portando via una moto da 15.000 euro. Il tunisino, condannato per resistenza e accusato anche di omicidio stradale, fermato da una volante della polizia. Libero è l'unico quotidiano che ci fa una bella mezza pagina al posto del solito trafiletto striminzito. Nuovi guai giudiziari per Fares Bouzidi, il tunisino che guidava lo scooter con il quale stava scappando dai carabinieri per non essersi fermato a un posto di blocco e sul quale viaggiava Rami Elgan, il giovane egiziano morto in via Ripamonti per la caduta del mezzo a due ruote. Sabato scorso il 22enne, compirà 23 anni tra poche settimane, è stato arrestato per furto aggravato da una volante della polizia che lo ha fermato mentre con un altro giovane stava spostando una moto Yamaha da 15.000 euro appena rubata.
Fares è già stato condannato per rito abbreviato a 2 anni e 8 mesi per resistenza proprio per l'inseguimento del novembre 2024 in cui anche lui finì in gravi condizioni in ospedale. Non solo, il tunisino è accusato di omicidio stradale, così come il carabiniere alla guida dell'auto di servizio che inseguiva i 2 giovani su un T-Max quando si è verificato lo schianto all'angolo tra via Ripamonti e via 40. Una vicenda in cui risultano indagati anche altri 6 carabinieri accusati a vario titolo di falso ideologico per il verbale che hanno poi redatto e per favoreggiamento e depistaggio in merito alla cancellazione di video e file di alcune testimonianze. Dopo l'incidente in cui morì Rami, in città ci sono state proteste con cassonetti bruciati, vandalismo, in particolare tra il punto dell'incidente e il quartiere periferico di Corvetto, dove viveva il 19enne morto quando lo scooter su cui viaggiavano usciva di strada sfracellandosi all'altezza di un distributore di benzina. A dare l'allarme l'altra sera è stato un residente che ha chiamato il 112 segnalando 2 giovani che stavano portando a mano una moto. Sul posto in via Palermo, zona residenziale non lontano da piazza Piemonte, è arrivata una volante che ha bloccato Fares, il 19enne italiano che era con lui. Entrambi sono stati arrestati e portati in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima già fissato per oggi. Altri 2 ragazzi invece che avrebbero fatto da palo sono stati denunciati a piede libero. Cosa diranno ora gli esponenti del PD, da Pier Francesco Maiorino, capogruppo Dem, in consiglio regionale a Carmela Rozza, consigliera Dem, che per mesi, anche durante le manifestazioni al Corvetto, si sono schierati apertamente dalla parte dei ragazzi, sia dello stesso Fares che di Rami? Oltre a loro, sostiene il deputato milanese di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, il sindaco Beppe Sala, l'ex capo della polizia Gabrielli. Sull'episodio della morte di Rami avevano vergognosamente contestato e accusato l'Arma dei Carabinieri di avere svolto quella sera un inseguimento troppo lungo e anche pericoloso. Ma qua mi fermo, ma se siete interessati all'argomento, signori, oggi il quotidiano Libero è vostro. Così come, tanto per, arriva dalla prima pagina l'articolo di Alessandro Gonzato, che è un giornalista proprio del quotidiano Libero, al quale va la nostra solidarietà. Perché? Perché a proposito di Milano violenta, io aggredito da una banda di immigrati. Sarà la percezione, chiederò conferma a Giuseppe Sala, riconferma ad altri sindaci progressisti, ma ho un'emicrania che neanche dopo aver ingollato la peggiore sbobba. Ce l'ho perché un magrebino, una risorsa, o forse un italiano di seconda degenerazione, mi ha sferrato un cazzotto micidiale. Già, dietro l'orecchio sinistro, anche se l'obiettivo del ragazzo mulatto era il volto. Non era incazzato perché voleva integrarsi in questo paese razzista delle destre, ma perché un veneto, il malcapitato scrivente, Alessandro Gonzato di Libero, stava tentando di riprendersi la collana d'oro che il branco di ventenni gli aveva appena strappato dal collo. Nella Milano delle percezioni, la capitale immorale in cui il sindaco spiega ai carabinieri come si devono inseguire i Maranza che sfondano i posti di blocco, succede di uscire dalla redazione poco dopo le 9 di sera, prendere il passante ferroviario per casa. E il racconto prosegue oggi sul quotidiano Libero, questa volta raccontato in primissima persona da chi si è visto e sentito menare dalla solita risorsa. A proposito di risorse che invece non c'entrano, e però quello ha rischiato veramente, l'Italia piange per Zoe, gli sciacalli di sinistra accusano il governo, quando mai, assurda strumentalizzazione. Ilaria Salis dedica un post alla 17enne uccisa prendendosela con l'esecutivo e con i media. L'africano non c'entra nulla, certi politici alimentano il razzismo.
L'avrete sentita sicuramente in televisione, ne parla con un paginone anche il quotidiano Libero con Claudio Smetti, ma ne parlano soprattutto i giornali di sinistra, intervistando giustamente anche l'africano che è stato ingiustamente incolpato nelle primissime ore del fattaccio. La vicenda è orrenda, ma la polemica surreale, che lì a Nizza Monferrato, nell'Astigiano sbigottito da 3 giorni, ne siamo usciti sconfitti tutti, come comunità, come società, come bagaglio di valori consegnate alle nuove generazioni. Alex Manna, ragazzo che ha ucciso prendendola a pugni senza nemmeno sapere il perché la 17enne Zoe Trinchero, e che poi ha provato a far ricadere la colpa su un 30enne africano a appena 20 anni. Però buttarla in politica, usare questa storia straziante per attaccare una compagine in Parlamento, strumentalizzarla con qualche riga indignata ad hoc e condivisa sui social network è quantomeno inopportuno. L'omicidio di Zoe è una ferita ancora aperta non solo in Piemonte ma nel paese. Il caso è in divenire, la giustizia dovrà fare il suo corso, c'è una famiglia distrutta dal dolore e una cittadina di 10.000 abitanti travolta dall'incredulità. Eppure l'europarlamentare di AVS Ilaria Salis commenta che il reo confesso del femminicidio avrebbe inizialmente cercato di addossare la colpa a un uomo di origine africana con fragilità psichiatriche, il bersaglio perfetto in un paese dove una parte politica e il loro deve essere un refuso per i suoi, media, soffiano sul fuoco del razzismo. Una storia veramente di merda, frutto avvelenato del patriarcato, del razzismo e della viltà di troppi uomini. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Si chiama Massimo Magni, siamo tornati a seguirlo anche perché continua a sfornare lavori, è un pianista, ma continua veramente a fare cose interessantissime, molto fantasiose. Questo pezzo che si chiama La prova centrale di Massimo Magni è parte dell'album La Sinfonia del Cammino 2, l'iniziazione, opera pianistica caratterizzata da temi musicali epici o del cinema che ci portano a inventare tante storie particolari. Cercatelo su internet e anche su YouTube. Massimo Magni, lo seguiremo nelle prossime settimane. Il buongiorno si sente dal Varin. Come state, cari amici? È lunedì, siamo al 9 febbraio 2026 e tante cose sono successe anche in questo weekend e stiamo cercando di mettere sul tavolo le situazioni più interessanti, secondo noi. Poi chiaro, c'è sempre qualcuno che non è d'accordo. Buongiorno, siamo alle solite, siamo nella merda e mi parli di cagate. Complimenti. Grazie Marco, sei sempre gentile, ci mancherebbe, ma il bello della nostra rassegna stampa è che è molto popolare, a tal punto che noi leggiamo i vostri commenti che arrivano anche in questo momento al 340 67 09 659 e il bello è che sono sempre molto dinamici, perché siamo dei coglioni, non doveva abbandonare, solo colpa nostra. Saluti e buongiorno da Enza, stiamo parlando di Pucci, il personaggio del momento. Io ti dico, se fossi direttore di questa radio, farei un'intera giornata con solo Pucci che parla. Oh, che ci va giù pesante, niente da dire, ma è un comico. Mentre i comici ultimamente non è che non sono più di moda, è che veramente non possono più parlare. O parlano del sesso degli angeli, di cose completamente cioè, che non c'entrano niente con la vita odierna, oppure fai una battuta, vedi il nostro Prezzemolino, fai la battuta dicendo che a lui piace la figa, ma chi non è d'accordo su questa cosa? E cominciano a essere in molti e ti escludono, non puoi fare il tedoforo, il pedofilo magari sì, ma il tedoforo non lo puoi fare. Santa polenta. No, adesso leggiamo qualche messaggino e vediamo cosa vi ho istillato in questa prima mezz'ora di rassegna stampa. Ciao Sammy, questi che non sono capaci di fare una proposta politica credibile e pensano solo a criticare il governo per tutto quello di buono che sta facendo, mi fanno proprio pena. Una ragione in più per boicottare Sanremo? Caro mio, se non fanno nient'altro c'è solo Sanremo quella sera, cioè o avete una fidanzata o avete una moglie e non ci sono i figli in casa, e allora posso darvi dei consigli se volete in privato, oppure alla fine il Sanremo si guarda. Buongiorno Sammy, diciamo a tutti che è facile sparare dall'attico alla Croce Rossa, evitiamo di essere conformisti con i giornaloni, i leghisti veri hanno onore e identità. La gente è incazzata, punto e basta, non riesce più a esprimere le proprie emozioni se non con la violenza. Pucci e i giochi di Tel Aviv e Gerusalemme, chi se ne fotte? Parla di Mediaset o Mattarella con l'evasore fiscale Valentino Rossi. Sammy, qui ti voglio da leghista anche contro il sacco di patate europeista di Suka Zaya. Suka Zaya deve essere la giapponese, sì. Sveglia Mattia da Padova, caro Mattia, hai ragionissimo. Il problema è veramente che mi hanno relegato in una trasmissione che si chiama tuttora rassegna stampa, anche se lo sai, ve ne accorgete quotidianamente, è una rassegna stampa molto particolare. Gli argomenti che vado a cercare sono quelli che voi volete, ma non posso prescindere, certo, dalle polemiche più importanti del giorno. E questo purtroppo non lo posso fare, ma il bello di questa radio, che subito dopo di me arriva l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti, oggi è lunedì, si parlerà anche di America, e poi arriverà Giulio Cainarca, che si è spostato recentemente alle 10, 10:30 del mattino con una sua trasmissione che con la rassegna stampa c'entra poco o forse molto, ma che sposta appunto l'argomento su quelli che sappiamo essere per voi importanti. Caro Sammy, buongiorno. Posso capire, scemo più scemo, quel rancoroso poltronista di Conte, quella inutilità della Schlein,
Ma Mattarella, mi chiedo, Mattarella non ha mai una parola per la gente comune che viene vessata tutti i giorni da questi delinquenti, parla di rispettare i magistrati, ma per gli altri non dice mai niente, una vergogna. Io sto con Salvini e con i poliziotti. Bravo Beppe, e proprio di questa cosa, io sto col poliziotto, parleremo alle 9 di questa mattina quando arriverà il capogruppo della Lega Riccardo Molinari, e con lui parleremo di questo weekend vissuto nei gazebo da parte di centinaia di leghisti, duri e puri, di semplici simpatizzanti, per fare informazione su quello che sta avvenendo in questo periodo storico. Il fatto che centri sociali manifestano, distruggono, rompono, fanno del male, spaventano. La polizia presa di mira, via via la polizia, avete capito bene, e nello stesso tempo una certa sinistra che non condanna come dovrebbe, ma che a volte sembra addirittura applaudire. Ne parleremo. Ancora, WhatsApp al 340 6709 659. La domanda è: se Faresti è condannato a 2 anni per l'omicidio stradale, come mai era in circolazione a rubare moto? Caro Marco da Milano, quel bravo ragazzo che giustamente ha rubato un'altra moto perché quella vecchia si era rotta nello schianto, sai com'è, e probabilmente non l'hanno condannato abbastanza, perché sai, sotto una certa soglia non va in galera, ma tranquillamente puoi continuare a rubare. Ma vi fate ricattare da leoni da tastiera. Non sono nessuno, sono delle merde, magari sono i carcerati che scrivono. La destra si sente inferiore alla sinistra. Non capisco perché. Non capisco perché permette alla sinistra di credere di essere superiore, avere ragione sempre e comunque. Sei di sinistra? Perché se no non lavori, non ti fanno lavorare. E questa purtroppo è anche una bella verità. Li fanno di sinistra per lavorare, ma magari non sono lì proprio. Se si dà troppa importanza alla sinistra, questa si crede di avere potere di vita e di morte sugli avversari, si sentono inattaccabili e intoccabili, ma la colpa è della destra, che glielo ha permesso. Se fossi in Trump, l'orso Yogi che ha dato della puttana a sua moglie lo andavo a prendere come ha fatto con Maduro, invece è ancora lì che parla in televisione. Non è civiltà questa. Interessanti meditazioni che ascoltate solo qui a Radio Libertà, poi magari ci bloccano su YouTube, su Facebook, ma vi ho detto siamo in multipiattaforma, cercateci su tutti i canali, ma questa si chiama ancora democrazia. Torniamo su Libero, che vi dicevo oggi è forse il quotidiano più potente, che vi mette lì tutti gli argomenti uno dopo l'altro, e un altro argomento, non facciamo finta di nulla, è Cras Montanà. Quello che è successo nel weekend cioè, non è nulla in confronto certo alla morte di tanti ragazzini che non avevano fatto niente, erano andati in un locale a festeggiare, ma quello che è successo vuol dire che questi non hanno imparato niente e continuano a non imparare, perché ce lo svela Micaela Fanelli oggi su Libero. Cras Montanà, anche le sale comunali sono fuori norma. Negli scorsi giorni era stato chiuso un albergo. In mattinata in fiamme il memoriale delle vittime di Capodanno. Non c'è pace per le 41 vittime della strage di Capodanno alle Constellation di Cras Montanà in Svizzera. Nelle prime ore di ieri mattina un incendio è divampato al memoriale allestito a pochi metri dal locale dei coniugi Moretti, divorando fiori, messaggi e oggetti lasciati da amici e familiari delle persone che hanno perso la vita nel rogo. Il luogo del ricordo era stato spostato circa 20 giorni dopo la tragedia, su decisione del Consiglio Comunale, in una zona definita più appartata nei pressi della Cappella San Christophe. Il memoriale, un altare protetto da una tenda a igloo, è stato seriamente danneggiato dalle fiamme, colpendo ancora una volta il simbolo di dolore e raccoglimento. Qua mi fermo, ma c'è qualcosa di diabolico, ecco, in questo. Sicuramente quelli delle sette con dentro il diavolino ci fanno un pensierino. Se non è stato nessuno, e qui c'è qualcuno che si deve fare delle domande, nel senso che anche lì c'era la candelina accesa che è caduta su un peluche che ha dato fuoco a tutto quanto. E adesso quello che è rimasto l'hanno messo in un altro posto, sempre
con le candeline accese. E vabbè, sotto la tenda naturalmente. Chiudo tra poco il quotidiano Libero, ma ve lo dicevo, oggi è molto speciale questo giornale e a me piace quando insomma si prosegue con una certa continuità anche politica. A pagina 15 di Libero, a proposito di social, che sono quelli che poi hanno fatto desistere il comico Pucci dall'andare a Sanremo, sembra incredibile la potenza dei social, ragazzi miei. C'è un altro fenomeno social, quello delle persone normali. Infatti il titolo dell'articolo di Giorgia Petani a pagina 15 di Libero è "Evviva le persone normali, è l'ora degli anti-influencer". Tra loro c'è Chiara Orlando che su Instagram condivide momenti della sua vita qualsiasi e i fan le dicono bellissima come tutte le persone comuni. C'è voglia di normalità, di tornare alle cose semplici. Basta con le morning routine da professioniste del beauty, stop a case e esistenze perfette. A restituire un'immagine di vita vera sono gli anti-influencer, giovani donne e uomini stanchi di vivere nell'apparenza. Bello l'articolo a pagina 15 del quotidiano Libero che racconta di Chiara Orlandi, la potete cercare su Instagram come Orlauzzi, è una persona normale e di questi tempi ne abbiamo veramente bisogno. Che ne pensate? 340 6709 659. Quanto siete normali voi? Quanto scrivete sui social? Beh, il sottoscritto Sammy Varin, ad esempio, guarda, scrivo poco o niente. Rarissimamente trovate i miei pensieri particolari. Dopo che fui cacciato da quel concorso, vi ricordate? Ero direttore e feci una battuta sugli immigrati, eccetera, e fui cacciato da un concorso ormai parecchi anni fa. Da quel giorno sono stato zittito completamente sui social, ma lasciamo stare, se qualcuno vuole ritrova la notizia. Vi dicevo, pubblichiamo sì, ma senza vivere sui social. Io personalmente pubblico ogni giorno le mie dirette che faccio, questa che state ascoltando, la trovate anche cercando Lega Salvini Premier, Radio Libertà, su Facebook, su YouTube, ma anche cercando Sammy Varin. Ma di più non pubblico, perché poi sono le polemiche che ti travolgono e come vi dicevo, e nella vita noi dobbiamo lavorare, dobbiamo cercare di concentrarci sul nostro lavoro che guarda caso genera pure quello polemica su una radio di nicchia ma importante come Radio Libertà. Chi parla su Radio Libertà sa che può dire davvero quello che pensa. E lo facciamo tutti insieme ogni giorno, anche in questo momento, attraverso voi che mi scrivete al 340 67 09 659 e attraverso gli articoli che io vi metto in risalto, mettendoveli lì sul tavolo e dicendo questo è da leggere, questo è da approfondire, perché vi serve per la vostra vita, se mangiate pane e politica, ma anche semplicemente se dovete ascoltare ciò che vi racconteranno i vostri colleghi quando oggi metterete piede in ufficio, sempre che ce lo mettiate il piede in ufficio. Libero, pagina 19, l'intervista ad Albano, la sua frase: sciocco chi non canta con Israele. Carrisi scatenato. Artisti e sportivi non sono guerriglieri. Polemiche assurde. Soffro ancora di sanremite. Ho 82 anni ma sono in forma. Un'ora di concerto è come 7 ore da operaio. Bella l'intervista oggi su Libero ad Albano Carrisi, che parla anche della novità di questa sera su Canale 5. Arriva Taratata, il viaggio di Bonolis nella musica italiana, la prima di 2 serate evento per celebrare i nostri grandi cantanti da Giorgia a Negramaro. È un po' un anti-Sanremo portato avanti da Bonolis, che ci piace, lo amiamo e quindi ci mancherebbe, lo pubblicizziamo. Sono le 8:20, signore e signori, che facciamo? Un giro sul Corriere? Ce lo facciamo volentieri. Titolo principale: giochi e cortei violenti, l'affondo di Meloni sono nemici dell'Italia.
treni si indaga per terrorismo, l'opposizione flop sicurezza. È chiaro che quello che ci dicono loro, qualunque cosa, dica ecco la manifestazione, i violenti, colpa del governo. Sapevamo chi erano? Abbiamo la tecnologia per fermarli prima? Perché non lo facciamo? E alle 9, devo dire, arriverà Riccardo Molinari e con lui parleremo anche di questo decreto sicurezza, tanto voluto dalla Lega, anche se poi molte iniziative della Lega sono inserite nel disegno di legge o in qualche cosa che arriverà nei prossimi giorni e che magari ci potrà dare qualcosa in più Riccardo Molinari. L'affondo di Meloni sono nemici dall'Italia, Trump all'atleta che lo critica lasci la squadra, così Meloni in un post dopo i cortei antigiochi, gli scontri di Milano e i sabotaggi ai treni, chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia. Cosa ne pensate di questa frase? È molto tosta. Trump si scaglia contro l'atleta che lo criticava. L'intervista con Piantedosi, vi dicevo anche sul cartaceo, è evidente, si punta al caos generalizzato. Ma naturalmente le prime medaglie delle Olimpiadi, per gli azzurri un argento e 5 bronzi, Super Goggia vince un'altra medaglia, caduta in lacrime il dramma di Von. Ma anche sul Corriere in prima pagina Pucci che rinuncia a Sanremo e scoppia la battaglia politica. Il comico insulti terribili, la premier deriva illiberale. Colloquio con la leader di Fratelli d'Italia, se attaccano me è satira, ma su di loro è sessismo. Scopriamo tra poco chi mai sarà. Entriamo sul quotidiano Il Corriere, che è quello forse è più ricco anche riguardante gli scontri di questo weekend. Meloni all'attacco, ma il PD dice la sicurezza è un flop. La Premier dopo Milano e i treni sabotati. Chi manifesta contro i giochi è un nemico dell'Italia. Azioni mirate e giovani reclute per scatenare gli incidenti. La rete degli esperti del disordine. Da Roma a Torino sono 2000 e dipendono dai capi delle frange più estreme. Rinaldo Frignani fa un approfondimento su questi signori che non vengono considerati terroristi, piuttosto esperti del disordine sociale, assicurando la loro presenza alle proteste nazionali antigovernative e sfuggendo al controllo di chi le organizza. Chi indaga stima un giro di circa 2000 persone, molte delle quali già conosciute dalle forze dell'ordine, che al contrario degli ultra del calcio sanno di non poter essere fermate, almeno per ora, prima delle manifestazioni a rischio, perché in Italia vige il principio costituzionale che la responsabilità penale è personale. Stiamo a vedere con questi nuovi decreti sicurezza se li riusciamo a fermare, anche se, come ha denunciato il Fatto Quotidiano, non hanno fatto ancora nulla. Intervista a Matteo Piantedosi. Siamo sul quotidiano Il Corriere, pagina 3. C'è chi vuole solo il caos. L'opposizione collabori per difendere lo Stato. Piantedosi, si rischiano ulteriori salti di qualità. Il ritorno al terrorismo? Serve cautela, ma in alcuni casi sono riapparsi vecchi personaggi di un passato ancora doloroso. Per funzionare, il blocco navale prevederà accordi con paesi terzi che continueremo a sviluppare. Il diritto di asilo verrà garantito. Sapete bene che nei prossimi giorni torneremo a parlare di un qualcosa che ci avete rinfacciato molto in questi anni, voi ascoltatori e soprattutto una certa Meloni, il famoso e promesso blocco navale. Torneremo a parlare di blocco navale perché è una di quelle cosettine che sono state rimandate un po' più in avanti al posto di essere inserite nel decreto sicurezza, ma adesso arrivano. Quanto accaduto a Torino deve preoccupare tutti. Con le nuove norme i professionisti della violenza si potevano fermare. Abbiamo esteso sostegno economico agli agenti che devono affrontare dei processi connessi al difficilissimo lavoro che svolgono. Questo ed altro
sul quotidiano Il Corriere, però questa domandina non me la lascio scappare. Dopo i centri di permanenza in Albania, ora avete proposto il blocco navale. Lei sa che con le norme attuali non è realizzabile. Serve a creare un nuovo scontro politico? Chiede il giornalista del Corriere al ministro. Io dico che tra le nuove norme ci sarà anche quella che tutelerà i nostri confini, che sono confini europei per esigenza di sicurezza nazionale e in casi di particolari pressioni, e che il diritto di asilo verrà garantito sempre a chi ne ha diritto. Per funzionare, il blocco navale prevederà accordi con paesi terzi che continueremo a sviluppare. L'Italia, come ci hanno riconosciuto i nostri partner, ha giocato un ruolo cruciale per le nuove regole europee. Questa è la strada. Staremo a vedere, e sapete che su questa radio siete molto informati su questo argomento. Ancora sul Corriere, sabotaggi, treni in tilt, si indaga per terrorismo, c'era un timer sugli ordini, l'analisi sulle bottiglie incendiarie, il MIT che dice chiederemo i danni, e poi subito sotto anche il corteo del weekend di sabato, al vaglio i video, i 20 rischiano la denuncia, tra i fermati c'è una 52enne, Milano l'accusa di travisamento, agente ferito da una pietra. Per ora i denunciati sono 6, per loro l'accusa è di travisamento e manifestazione non autorizzato, ma l'elenco dei segnalati in procura potrebbe crescere di molto nelle prossime ore, così come le denunce. Un altro paginone quest'oggi sul quotidiano Il Corriere, che dopo anche lui si occupa di Pucci. Sanremo, la rinuncia di Pucci e scontro politico sul festival, l'artista insulti inaccettabili, Meloni deriva illiberale, le opposizioni pensi ai veri problemi. Andrea Pucci annuncia il passo indietro, la maggioranza gli fa quadrato intorno, il presidente del Senato Ignazio La Russa alza il telefono per dirgli amico ripensaci. Articolo quest'oggi sul quotidiano Il Corriere a pagina 8. E naturalmente quello che vi chiedo è un vostro giudizio. Possono i comici di sinistra, o tra virgolette, andare a Sanremo e non possono quelli di destra, sempre tra virgolette? La capogruppo PD di Braga, ma poi su altri quotidiani ci sono proprio scritte le sue frasi razziste. È inquietante che chi è al governo si occupi di scalette. Così scrive oggi Braga, capogruppo del PD sul Corriere, ma poi tra poco le sentiamo anche queste frasi terribili che avrebbe pronunciato un comico, e dico, se il comico non pronuncia frasi che... La Premier, ora basta con il doppio pesismo, si attaccano me e satira, ma su di loro è sessismo. A stento sapevo chi fosse questo comico, da noi mai è stata chiesta la censura di nessuno. E poi le mosse di Viale Mazzini, i timori dentro la Rai per il nuovo clima vogliono farci fallire. Come vedete, tanti punti interrogativi anche sul quotidiano Il Corriere, che poi va a esplorare le 48 ore di polemiche che hanno frenato il comico. Così era difficile far ridere, troppi rischi di fronte al pubblico dell'Ariston, sorpresa di Conti. Il dietrofront, stavolta comunicato senza foto ad amitica di Andrea Pucci a ruolo di co-conduttore della terza serata di Sanremo, è arrivato piuttosto a sorpresa, di sicuro per la Rai, ma pare anche per Carlo Conti, che lo aveva voluto, nessuna avvisaglia, ma dopo 48 ore di polemiche, una scelta personale netta e irrevocabile, espressa con un lungo comunicato, forse solo di poco anticipato al direttore artistico del festival. Non ci sarebbero retropensieri, nemmeno tentativi di farsi pregare, come in realtà sta succedendo a partire dalla richiesta del Presidente del Senato di ripensarci, per far rientrare il suo forfait. Semplicemente, dopo essersi ritrovato dentro una bufera diventata presto anche politica, per il comico sarebbero mancati i presupposti necessari per salire sul palco del Radisson e provare a fare il suo mestiere, ossia far ridere. Ne parla anche il quotidiano Il Corriere. Aveva suscitato polemiche, ad esempio mette il Corriere in pagina, il premio a Pucci nel 2023.
proposto dalla leghista Silvia Sardone. Lo avevamo candidato per l'Ambrogino d'Oro. Secondo voi che cosa hanno risposto al Comune di Milano? Punto di domanda. Dico no a chi vuole dividerci. Vannacci, così si aiuta la sinistra. Oggi sul quotidiano Il Corriere, a pagina 11, si intervista il ministro Valditara, forse l'unica pagina in cui si parla quest'oggi ancora di Vannacci. Valditara, del generale, si è parlato troppo. Nella maggioranza una base comune di valori. I metal detector servono a garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. L'iniziativa ha riscosso interesse in Germania e in Francia. Si parla anche di referendum e bla bla bla. Intervista con Valditara, ma chissà perché mettono in primo piano Vannacci. Oggi non sapevano cosa scrivere su Vannacci sul Corriere e ci ha tirato fuori una delle tante domande che hanno fatto al ministro Valditara. Il caso in Toscana. Foibe, Bocchino, censura su di me, ma al convegno andrò lo stesso. Non mi hanno fatto entrare e io il 10 febbraio mi metto lì davanti sul marciapiede, in piedi su una cassetta della frutta e parlo, promette Italo Bocchino, 58 anni, giornalista, direttore editoriale del Secolo d'Italia, ex deputato, dopo che la sua prevista partecipazione alle celebrazioni per la giornata del ricordo dedicata alle vittime delle foibe domani, indetta dalla regione toscana, è stata cancellata. Torneremo su questo argomento sicuramente, ma adesso c'è la pausa, il meteo, Acerbis e la canzone indipendente. Alle 8:30 arriva L'istante che precede il tuo sorriso di Nicolas Bonazzi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Anche questo inizio di settimana è caratterizzato da una spiccata instabilità su buona parte del paese. In mattinata avremo ancora a che fare con numerose precipitazioni sulle regioni centro-meridionali, nonché sull'Emilia-Romagna, con fenomeni in progressivo spostamento verso levante. Meglio altrove, ma con cieli regolarmente nuvolosi e qualche rovescio sul Piemonte. Nel pomeriggio piogge più irregolari, ma ancora molto frequenti su quasi tutto il centro-sud e sull'Emilia-Romagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
che pianeta sei e quale spazio immenso hai navigato fino a me. E cosa sai di me? Quando mi guardi dentro cerchi una colpa più un segreto da difendere. Come mai non sei come me, un po' più simile? Come fai, come sei distante in quell'immagine sfocata del tuo viso, nell'istante che precede il tuo sorriso, quell'attimo sospeso di mare un po' agitato. Ci tieni ancora a me, non è cambiato niente, non sono un altro accanto a te. E cosa vedi di me? Che sono trasparente, ho meno colpe che difetti da proteggere. Come mai non sei come me, un po' più simile? Come sai, come puoi lasciarmi all'insondabile mistero del tuo viso, nell'istante che precede il tuo sorriso, quell'attimo sospeso di mare un po' agitato. Sono un pazzo che si lancia un po' nel vuoto, nell'istante che precede il tuo saluto, l'oroscopo più atteso che annuncia il mio destino. Oh, oh. È l'istante che vivo di te, vivo di te, vivo di te. C'è un'immagine sfocata sul tuo viso, nell'istante che precede il tuo sorriso, quell'attimo sospeso di mare un po' agitato, come un colpo che mi lascia quasi ucciso. Ogni volta che aspetto il tuo saluto, l'oroscopo più atteso che annuncia il mio destino. Di che pianeta sei? E quale spazio immenso hai navigato fino a me? Oh, si lascia ascoltare, che è un piacere. A me fa piacere perché poi mentre sentiamo insieme queste canzoni arrivano i vostri complimenti al 340 6709 659 per artisti assolutamente sconosciuti che noi mandiamo in onda ogni mezz'ora all'interno di questa rassegna stampa. L'istante che precede il tuo sorriso. Si chiama Nicolas Bonazzi, arriva da Bologna, classe 1982. L'incontro con Celso Valli gli permette di partecipare tra le nuove proposte al Festival di Sanremo, quindi sconosciutissimo non è, ma poi di lui si sono un po' perse le tracce. Fatto sta, ragazzi, che è bravissimo e va seguito. Nicolas Bonazzi, l'istante che precede il tuo sorriso, su tutti gli store digitali. Il buongiorno si sente dal Varin, buon Pucci a tutti quanti, sono le 8:39, la notizia del giorno, il comico Pucci escluso da Sanremo, no, è lui che ha deciso di non andarsene. Molti dei vostri commenti vertono su questa notizia che viene pompata da tutti i quotidiani e che è anche politica, perché questo Pucci diciamo che non è un riferimento della sinistra, cioè non gli hanno mai perdonato molte battute fatte verso esponenti o verso la stessa sinistra. Che ne pensate voi? 340 6709 659 su questo ed altri argomenti. C'è un messaggio vocale, tiriamo sul cursore, sentiamo che cosa dice. Ciao Sammy, buongiorno. Parla un po' delle Olimpiadi, che sono un grande successo in tutto il mondo, un grande successo
che la Lega ha fortemente voluto, Vero? che stanno andando benissimo e fanno fare all'Italia una bellissima figura, oltre che creare delle infrastrutture che rimangono su tutto il territorio. Un saluto da Alessandro da Bologna. Ciao Sammy. Grazie Alessandro, hai fatto benissimo, anche perché mi sono perso la rassegna del weekend, non essendo in onda, ma sui giornali c'era la bellissima apertura di queste Olimpiadi a Milano, che è stata straordinaria, soprattutto se paragonata alle cose che abbiamo visto ai tempi l'altro anno a Parigi. WhatsApp al 340 6709 655 per commentare le notizie del giorno. Da ultra sessantenne, quando la politica è mediocre, lo sport primeggia. Vedesi, guardate ad esempio le medaglie olimpiche, vero Paolo? Assolutamente. Viva le Olimpiadi. E poi ancora messaggi audio, non lo so io se questi sono per me, dici Francesco, questi messaggi, sì, io provo a mandarli, vado, che c'è sempre paura che ci sia qualche messaggio tra di noi, fai questa cosa, no, quell'altra, no, io tiro sul cursore e lo mando. Ciao Sammy, sono Walter. La tecnologia per fermare gli attentatori c'era già secoli fa. Sapone e una corda, con quella tecnologia lì basilare, guarda che ne risolvi i problemi. Che spiritoso, spiritoso. Quindi, veramente. I poliziotti una parte delle spese che devono sostenere per il processo, mentre alle risorse, le grandissime persone che arrivano, laureati, ingegneri, professori, dottori, tutela legale totale. Come si chiama quella roba lì? Sì, tutela legale mi sembra. Gratuita, pagata da me, da te, da tua moglie, da tuoi figli. Cioè. È vero. Albano, un'ora di concerto vale 7 ore di lavoro di un operaio. Caro, non hai mai lavorato 1000 metri sottoterra a picconare 300 giorni l'anno? Decisamente no, è vero. Fermate Trump, ditegli di non comprare la Groenlandia, che compri l'Italia, così diventiamo il 51esimo stato. È vero, anche a me non dispiacerebbe. Ciao Sammy, mi è spiaciuto molto che Pucci si sia ritirato. Ancora una volta l'hanno vinta i bastardi. Avrebbe dovuto proseguire, sarebbe stato un bel segnale, comunque lo capisco, sarebbe stata la prima volta da anni di rotture di palle dei sinistroide tipo Benigni, eccetera. Adesso voglio vedere chi ci metteranno, una vergogna tutta italiana. Dani da Como, è vero Dani? Soprattutto sarà un problema, chi dovesse prendere il posto di Pucci, diciamo che avrà qualche problema, secondo me. Che ne pensate? 340 6709 659. Mentre sul Corriere c'è anche la crisi del Made in Italy, marchi storici in vendita. Pagina 21 è nel data room di Milena Gabanelli. Nel 2022 per proteggere le nostre imprese è nato un ministero. In un solo anno 429 aziende italiane passate in mani estere. L'assenza di politica industriale, incertezza sugli incentivi. Ne parla un paginone quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Giro di nuovo la pagina e finisco irrimediabilmente su un altro giornale. Quale scegliamo? Allora, dopo Libero, secondo me potentissimo è anche il quotidiano Il Giornale. Senti il titolo: Purghe democratiche. Si parla naturalmente di Pucci. Accuse di fascismo e sessismo. Il comico Pucci rinuncia a Sanremo. Meloni deriva illiberale a sinistra. Da Totò al drive-in, il vizio progressista di disprezzare i comici popolari. Interessante l'articolo oggi di Luigi Mascheroni sul quotidiano Il Giornale. Il commento di Francesca Albergotti: vince l'egemonia inquietante del sorriso buonista. Sul quotidiano Il Giornale anche la battaglia sulla giustizia, anche le toghe rosse bocciano Schlein, troppo debole, lo sfogo, tocca a noi fermare il governo, referendum per i sondaggi, il sì è avanti, l'inchiesta a Milano, scontri e sabotaggi e terrorismo, la pista anarchica, ma di spalla anche l'intervista a La Russa. Foibe, un tabù per i comunisti,
Così abbiamo rotto il silenzio. C'è Fausto Biloslavo che, visto che domani è il giorno del ricordo dedicato alle vittime delle foibe, va a intervistare il Presidente del Senato ed è il motivo per cui ho in mano il quotidiano Il Giornale. Ci arriviamo tra poco. Insulti e minacce. Passo indietro di Pucci, il comico di Sanremo travolto dagli odiatori, è bavaglio democratico, ma in taglio basso poi ci sono gli esempi da Geppi Cucciari a da Milano e Ranucci, altro che telemeloni. I palinsesti della TV pubblica pullulano di volti dichiaratamente o meno simpatizzanti a sinistra. Ma quante volte te l'ho detto, dai. Se non hai la tessera del PD e la fai vedere svolazzante all'entrata, tu in Rai non ci entri, o se ci entri resti poco tempo, pochissimo. E Meloni incalza la sinistra, spaventosa deriva illiberale. In taglio basso si intervista anche Pierfrancesco Pingitore, l'autore del Bagaglino. Nella comicità non c'è offesa, il politicamente corretto è un'idiozia e lui non doveva dargliela vinta. Intervista a Pingitore, quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. Ma io giro di nuovo la pagina, si ritorna certo sull'argomento. Se piace a tutti e soltanto trash, l'antico vizio di snobbare i comici. La sinistra ha disprezzato Totò, commedie, cinepanettoni, sempre troppo popolari, scrive Luigi Mascheroni. Fino a ieri non conoscevamo Andrea Pucci, ma ci sembrava di conoscere bene da sempre chi lo denigra. È la solita sinistra che cambia nome, ma non il vizio, un po' snob, un po' ignorante, un po' culturalmente razzista, che dal dopoguerra, ma anche prima, negli anni 30, quando i critici che poi si sarebbero allineati al PC erano ancora succiati comodamente nel fascismo, disprezza sistematicamente il cinema popolare, la commedia che non va bene se non è impegnata, che non ammette la risata facile, il film come intrattenimento, la comicità popolaresca. E prosegue, ma vedi anche le foto che vi sto mostrando, da Totò ad Alberto Sordi, un americano a Roma. Nanni Moretti disse che ce lo meritiamo. E poi Giulio Andreotti al Bagaglino nel 1988 con Oreste Lionelli e Pippo Franco, Edwige Fenech, le ragazze del drive-in, mamma mia, ricordi incredibili, tutti certo snobbati da una certa sinistra. A proposito di sinistra e dei nuovi terroristi, la guerra degli antagonisti, scrive ancora il quotidiano Il Giornale a pagina 8 e 9, si indaga per terrorismo la pista insurrezionalista, il salto di qualità dalla protesta alla lotta armata contro l'ordine. Pagina 10 del quotidiano Il Giornale. Eccola qua, Albanese al forum col leader islamista, ospiti di Al Jazeera, Israele nemico dell'umanità. La relatrice ONU a testa bassa all'evento di Doha. Reazioni, ora si dimetta, e Meshal no al disarmo. Hamas non disarma, lo abbiamo visto nei TG, e anche Francesca Albanese tira dritto per la sua strada, quella dell'odio contro Israele. L'umanità ha un nemico comune, questa è la frase che ieri ha scatenato reazioni indignate un po' ovunque. La relatrice ONU sui territori palestinesi infatti ha partecipato via videochiamato all'Al Jazeera Forum, un evento di 3 giorni che il network qatariota Voce Globale del mondo arabo-islamico islamista ha dedicato al Medio Oriente, con ospiti come ministro degli esteri iraniano, il capo di Hamas all'estero Meshal e l'italiana Albanese, appunto. Mi fermo, non voglio farvi cadere il biscotto nella colazione, ma siamo sul quotidiano Il Giornale. Il motivo principale per cui ve lo sto leggendo è che poi a pagina 11 viene intervistato Ignazio La Russa. Foibe, decenni di silenzi per i comunisti italiani, doveva rimanere un tabù. Ditemelo se avete più di 50 anni, se mai avete studiato su un libro di storia che cosa sono state le foibe. Il Presidente del Senato: il massacro avvenne a guerra finita con il tentativo di annientare gli italiani.
Censura. Il Partito Comunista Italiano si guardava dall'affrontare quella che fu una delle pagine più buie della storia italiana. E ricordo, nel 2004 abbiamo convinto il Parlamento che bisogna ricordare questa tragedia. Tito, verificherò in che forma la decadenza dell'onorificenza a Tito possa diventare conclamata. Se ne parla quest'oggi di questo e d'altro con Fausto Biloslavo che intervista Ignazio La Russa, pagina 11 del quotidiano Il Giornale. E come ogni anno torna l'odio negazionista, così si sfregia la memoria di chi è stato ucciso. Francesco Giubilei ci ricorda come manifesti, censure ed eventi contro il giorno del ricordo. Torna il giorno del ricordo per ricordare le vittime delle foibe, dall'esodo di Striani, Fiumani e Dalmati, e come ogni anno la sinistra dà il peggio di sé, sfregiando la memoria degli italiani uccisi dai partigiani titini. Tra manifesti in cui si inneggia ai comunisti jugoslavi, eventi negazionisti, censure o tentativi di sminuire quanto accaduto nel confine orientale, la concomitanza del 10 febbraio con un periodo di alta tensione nel mondo antagonista per lo sgombero di Askatasuna e le Olimpiadi di Milano Cortina rende le posizioni ancora più radicali. E gli esempi ci sono quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, che si occupa anche di Nizza Monferrato, la lite, il tradimento, il pugno, tutte le bugie con dell'assassino di Zoe. Nelle ultime ore della 17enne, le contraddizioni del killer. L'ho colpita, non so perché, non l'ho buttata nel canale, l'ho solo lasciata cadere. Di spalla altra notizietta, bella bella si fa per dire, arrestato per furto l'amico di Rami, guidava lo stesso scooter dell'incidente, e nel senso che ne stava rubando un altro. La maledizione di Kranz, va a fuoco pure il memoriale delle vittime, le fiamme partite dalle candele, l'ipotesi di danno accidentale, indagini per escludere azioni dolose. Comunque sia andata. Viene il dubbiettino che questi svizzeri, almeno di quel tipo di Svizzera francese, c'è qualche problemino ce l'abbiano, almeno sul fronte sicurezza, ma è una sensazione, probabilmente mi sto sbagliando. E che ne pensate voi? 340-6709-659, datevi da fare con i messaggi che io ogni mezz'ora li leggo. Il Tempo dedica l'apertura a Islam Capitale, le cantine di Allah. I 1000 metri quadrati seminterrati della grande moschea di Centocelle diventeranno spazio di preghiera islamica. I residenti lanciano l'allarme, sarà caos totale, rischi elevatissimi. Fratelli d'Italia protesta e porta il caso all'anticorruzione. Daniele Capezzone, il direttore del quotidiano Il Tempo, sentenzia: è terrorismo, Bersani e i Dem fanno finta di non capire rispetto a ciò che sta avvenendo in questi giorni e soprattutto agli attentati che hanno bloccato la ferrovia l'altro ieri. È terrorismo. Sul quotidiano Il Tempo, l'ira di Meloni, nemici dell'Italia, i veri terroristi e i finti tonti del PD, si parla di professionisti della violenza. A Milano come a Torino, dietro gli scontri c'è un'organizzazione precisa, dalle palestre ai sopralluoghi fino alle vie di fuga. Tattiche, strategie, addestramento, così agiscono i nuovi black bloc. Interessante argomentazione e spiegazione sul quotidiano Il Tempo, che poi dedica un paginone alle cantine di Allah. Uno pensa sempre ci avranno il vino, no, c'hanno qualcosa che fa molto più male. Quei 1000 metri interrati sotto i palazzi dei Romani, il caso finisce all'ANAC. L'imam incontra i residenti che lanciano l'allarme, sarà caos, sopra un ambulatorio per donne incinte. Fratelli d'Italia scrive all'autorità. Insomma, scrive Dario Martini a pagina 3 del Tempo, i tentacoli della nuova grande moschea di Roma si allungano sotto i palazzi di Centocelle per quello che è destinato a diventare un enorme spazio di preghiera riservato ai fedeli di religione islamica. Di spalla
il pensiero di Anna Maria Cisinte, europarlamentare della Lega, il vero obiettivo della fratellanza musulmana. La fratellanza musulmana è una minaccia sovversiva, liberticida, antidemocratica che l'Europa non può più fingere di non vedere. Lo dico da tempo, l'ha confermato l'intelligence francese e il suo Parlamento, che forse prima di altri sta vivendo sulla propria pelle il risultato di una vera e propria politica di conquista dell'Occidente in nome di Allah. Per questo ho chiesto con un'interrogazione all'Unione Europea di trattare la fratellanza musulmana per quello che è, un'organizzazione sovversiva, terroristica, che ha dichiarato guerra a noi europei, alla nostra identità, alle nostre libertà, perché non le sopportano, vogliono vederci annullati, come fa il regime islamico in Iran, cancellando dignità di un popolo che è stato libero. Prosegue poi l'articolo di Anna Maria Cisinte, quest'oggi solo e soltanto sul quotidiano Il Tempo, che parla anche di Pucci, si ritira da Sanremo, clima d'odio contro di me e la Meloni deriva illiberale. L'analisi di Domenico Giordano, Corona, Boccia, De Crescenzo e il capitalismo dell'indignazione con i nuovi imprenditori rapaci provano a monopolizzare il mercato volatile della rabbia e del rancore al solo scopo di portarsi a casa più soldi e potere. È soprattutto Corona, forse il più conosciuto, che adesso, visto che li hanno bloccati i social, parte con il tour teatrale. A pagina 7 del Tempo, anche nel Visti da lontano di Conte Max, dalla maschera Cioni alla lettura del Vangelo, la trasformazione di Benigni da piromane a pompiere. L'artista, dopo l'anticonformismo, è diventato cantore della liturgia nazionale. Parla di tutto e dappertutto, dalla Costituzione al sogno europeo fino all'inno. Referendum di Renzi? Ammise che avrebbe votato sì alla riforma nonostante il suo cuore volesse difendere la Costituzione. È solo un esempio. Paginone quest'oggi su Benigni, sul quotidiano Il Tempo. Facciamo in tempo, appunto, a leggervi anche Repubblica. Meloni, la sua frase, bella tosta: chi protesta è nemico dell'Italia. Ma c'è anche l'Iran, condannata Nobel per la pace. Repressione senza sosta, Narge Muhammadi dovrà scontare altri 7 anni in carcere e 2 in esilio. Giriamo velocemente all'interno di Repubblica, il perché lo scoprite tra poco. Pucci rinuncia al festival e accusa destra in campo per difenderlo, ma naturalmente Francesco Bei ci ricorda celtiche, ironia sessista, omofobia, il format pecoreccio della comicità. 60 anni, Garzone nella tabaccheria di famiglia, partito dai Valtour per arrivare al cabaret TV di Zelig e Big Show. Andrea Pucci, 60 anni, milanese, vero nome Andrea Baccan, le prime apparizioni in TV a metà anni 90. Il ritratto, secondo Repubblica, di Pucci. Giro di nuovo la pagina e Telemeloni ci espone al ridicolo e distrae dai veri nodi. A parlare è la presidente della vigilanza dei 5 Stelle, Floridia. Clima di intolleranza in un'azienda che nei TG ha censurato la nota Usigrai, ma siamo naturalmente di Repubblica, che si occupa anche di Petrecca. Stop alle conduzioni di Petrecca, il direttore non chiuderà i giochi, Rai nella bufera, oggi il faccia a faccia tra il DG Rossi e il responsabile dello sport, dopo la sequenza di gaffe nella cerimonia di apertura. So che non ve ne siete accorti, ma sono successe cose gravissime secondo la sinistra. Questo Petrecca avrebbe dato l'annuncio della sorpresa del Presidente della Repubblica che arrivava in tram, o meglio ha fatto intendere che ci sarebbe stata una sorpresa e non bisognava farlo. Repubblica si occupa, pagina 15, del trionfo per Takayuki, Giappone più a destra. È una notizia della tarda serata di ieri. La Premier conquista i 2/3 dei seggi cavalcando un'agenda filomaga,
più spese militari, meno tasse e lotta all'immigrazione, quella che gli aveva fatto la torta per la Meloni, e questa cosa la sinistra non è mai andata giù. Poi a pagina 17 naturalmente la vicenda di Zoe. Alex, la confessione, le bugie, Zoe gettata nel canale, ancora viva. L'ho presa a pugni, non so perché, tremava tutta, così l'ho buttata di sotto. Il dubbio poteva essere salvata, ma lui è fuggito. Ma soprattutto, sia su Repubblica che sulla Stampa, l'intervista al povero nero che è stato inizialmente additato come colpevole. Dico povero nero perché questa volta non c'entrava proprio niente. Volevano un colpevole facile. Io ero perfetto perché nero, provo rabbia, vorrei delle scuse. Parla il musicista di origini africane che ha rischiato il linciaggio. L'assassino aveva incolpato lui per sviare le indagini ed erano andati tutti sotto casa sua a urlare assassino, assassino. A proposito di libertà, Meta cos'è? Facebook, YouTube? No, non c'entra niente. Meta, il cantante Ermal Meta torna a Sanremo con Stella Stellina, una canzone in cui si parla di Gaza, senza mai nominarla, con al centro una bambina caduta durante un attacco. Meta, la mia canzone, una preghiera laica per i figli del mondo. Sarebbe un errore non andare all'Eurovision perché avrei l'impressione di non sostenere il mio brano. Qualcun altro l'ha fatto questo errore, ma è così ancora osannato dal pubblico. Fatto sta che Meta mi sa che è già convinto di avere vinto per una canzone su Gaza, senza mai nominarla, ok? Sono le 9, porco cane, mi devo fermare perché c'è anche il quotidiano La Stampa, anche lei, La Stampa, intervista lui, il nero, che è stato ingiustamente incolpato. Torneremo su questo argomento, ma tra poco parliamo anche di decreto sicurezza e parliamo del weekend che si è passato per molti leghisti al freddo, ai gazebo, per fare informazione su quello che sta accadendo. Tra poco arriva con noi il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
È giovane, giovanissima, arriva a 20 anni, mi sa di no, si chiama Sabrina Russo, signori, una piccola orchestra, si chiama Linea Metropolitana 1, il nuovo album, e l'orchestra è l'Orchestra Urbana. Ma senti qua che in 10 secondi la Sabrina ci saluta anche, senti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Io sono Sabrina Russo e voi state ascoltando uno dei 6 brani di Linea Metropolitana 1, un'orchestra urbana. Un bacio! Qui Parlamento. Ed è il momento di una veloce chiacchierata con il capogruppo della Lega alla Camera, ma anche responsabile della Lega in Piemonte, è Riccardo Molinari. Buongiorno! Buongiorno Sam, saluto a tutti. E allora, è stato un weekend al freddo, molto spesso al gelo, come la Lega è abituata a fare ai gazebo quando si deve fare informazione. È stato il weekend di Io sto con il poliziotto. Per parlare di decreto sicurezza, per parlare di quello che la Lega sta portando avanti, molto spesso è troppo silenziosamente, perché l'informazione certo non ci aiuta. E quindi ti chiedo, Riccardo, come è andato questo weekend? Chi si è avvicinato ai gazebo della Lega? Quali sono le domande che ci hanno posto e che cosa state portando avanti con questa iniziativa che si chiama Io sto con il poliziotto e che si può firmare sia nei gazebo della Lega sia online. Riccardo. Guarda, ho rivisto veramente un entusiasmo che non vedevo da tanto tempo. Ti dico, una gazzebata federale. Noi qua in Piemonte abbiamo organizzato circa un centinaio tra gazebo, banchetti, sedi aperte per raccogliere le firme. Il grosso li abbiamo fatti questo weekend, ma anche la settimana prossima ci saranno alcuni gazebo, alcuni banchetti. Si trova, tutti i riferimenti sul sito della Lega, dove c'è l'elenco delle iniziative. La raccolta firme era nata dopo i fatti di Rogoredo, dopo che quel poliziotto è stato indagato per omicidio volontario dopo aver sparato a un immigrato che l'ha aggredito con una pistola che poi si è rivelata finta. Ricorderete questo episodio. Da lì è partita un'iniziativa che ha preso ancora più corpo, però più peso, soprattutto per quanto riguarda poi Torino, dopo i fatti di Askatasuna di sabato scorso. E dopo l'iniziativa era già stata lanciata, abbiamo visto la devastazione di Torino con le manifestazioni per Askatasuna, e peraltro questo fine settimana anche a Milano ci sono stati disordini per le manifestazioni contro le Olimpiadi. Quindi diciamo che è un tema che abbiamo centrato. Oltre a raccogliere la solidarietà per i poliziotti, abbiamo avuto modo anche di illustrare i contenuti del nuovo decreto sicurezza, il disegno di legge sicurezza approvati la settimana scorsa dal governo e che ora passeranno al vaglio del Parlamento. E come dicevo, nella mia provincia abbiamo finito le tessere questo fine settimana. Dai. C'è un rinnovato entusiasmo che secondo me è dato dal combinato disposto di questa iniziativa e di alcuni abbandoni che da queste parti non dispiacciono a nessuno. Ecco, e lo diciamo, non ce ne dispiace molto anche dell'abbandono del generale Vannacci, perché sinceramente io sono del parere che le idee della Lega vanno avanti, camminano da sole, anche se manca quello o quel personaggio, soprattutto se questo o quel personaggio non portano avanti le idee della Lega, ma altre idee che non c'entrano nulla con la Lega. Però intanto invito Francesco in regia a far vedere i volantini che stanno girando proprio in questi giorni con la gigantesca gazzebata che avete fatto in Piemonte, ma lo ricordiamo in tutta Italia. Troverete i gazebo della Lega in queste settimane, soprattutto nel weekend, ma chi può lo fa anche in settimana, per firmare Io sto con il poliziotto, il decreto sicurezza tanto voluto dalla Lega, e anche qualche altra sorpresina che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Io sento
sente un odore di blocco navale, certo difficile da attuare, eccetera, eccetera, ma se ne torna a parlare dopo certamente che, Riccardo, anche i nostri ascoltatori ce l'hanno fatto notare, che insomma era una certa promessa fatta dalla Meloni e non soltanto, e che è rimasta ancora inattuata. Se ne tornerà a parlare davvero nei prossimi giorni di blocco navale, Molinari? Beh, questa diciamo che l'abbiamo sentito anche noi, che ci si sta lavorando, è una cosa che si potrebbe realizzare in virtù degli accordi con alcuni paesi terzi che sono già in vigore e che ci permetterebbero, stavolta anche col consenso, diciamo, della Commissione europea, di portare in alcuni paesi terzi da cui le navi partono, gli immigrati irregolari, per svolgere lì le pratiche di identificazione per capire chi ha titolo a entrare in Italia o no. Che poi è lo stesso principio dei famosi centri in Albania, che tanto vengono criticati dalla sinistra e che, diciamo, non funzionano ancora a pieno regime, perché c'è una parte dello Stato che in qualche modo ci ha messo i bastoni tra le ruote in tutti i modi per non farli funzionare. Però il fatto di potersi appoggiare a paesi terzi per svolgere quelle pratiche di riconoscimento o di espulsione di chi chiede asilo politico è qualcosa che è, diciamo, universalmente riconosciuto in Europa e su cui l'Italia ha fatto dei grossi passi avanti, perché noi spesso ci lamentiamo di cosa non funziona. Però voglio ricordare che con questo governo, grazie agli accordi fatti con la Libia e con la Tunisia, non solo abbiamo ridotto le partenze, ma abbiamo aumentato di molto i rimpatri verso quei paesi. Senza questi accordi non sarebbe stato possibile. Quindi so che ne stanno parlando al governo, che ci stanno ragionando, vediamo se avremo qualche notizia nei prossimi giorni. Assolutamente sì, e si tornerà anche a ripetere quella famosa parolina che la puoi ripetere e la puoi portare avanti se sei al governo, ma se sei fuori ad abbaiare è inutile che la ripeti. Si chiama remigrazione. Stiamo a vedere, ma intanto che cosa succede questa settimana alla Camera? Riccardo Molinari. Allora, alla Camera questa settimana sicuramente la cosa più importante sarà la votazione del nuovo decreto aiuti sull'Ucraina. Quindi ovviamente, come sappiamo, questo scatenerà polemiche, però sarà certamente il tema centrale. Sul decreto Ucraina ricorderete che Matteo Salvini ha seguito direttamente le trattative con il ministro Crosetto. La Lega ha ottenuto alcune cose, ad esempio che si puntasse di più sugli aiuti umanitari, sanitari, più che sulla parte militare, quindi questo è contenuto su questo. Quindi la Lega settimane fa ha dato il suo ok, quindi è un provvedimento che voteremo. E poi dopo quello c'è una proposta di legge per la commemorazione della tragedia dell'Andorra Star e c'è la sottoscrizione dell'intesa tra la comunità ortodossa rumena e lo Stato italiano, perché sapete che le varie fedi religiose devono sottoscrivere delle intese, proprio quelle intese che noi vorremmo che anche, diciamo, i musulmani sottoscrivessero prima di aprire moschee o altro, e sapete questo è un tema molto caldo. Ecco, questa settimana abbiamo un esempio di sottoscrizione di intesa tra una comunità religiosa e lo Stato italiano, che è la comunità ortodossa rumena. Torneremo anche su questo argomento, minimo nelle tante finestre dedicate al Qui Parlamento. In ogni trasmissione praticamente ci colleghiamo per capire cosa si sta portando avanti. Grazie al capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, buona settimana. Grazie a te Sammy, un saluto a tutti. Qui Parlamento. E qui c'è Sammy Varin che vi riporta in rassegna stampa, ricordando il numero per i vostri WhatsApp che è 340 6709 659. Corro per riuscire poi ad aprire le telefonate verso le 9:20. Sono sull'amato quotidiano La Stampa, che mette come titolo principale Meloni, chi protesta è nemico dall'Italia, ma anche in centropagina, ve l'ho detto, è un qualcosa assolutamente di preso in mano dalla politica, strumentalizzato 100%, la ritirata di Pucci, il comico rinuncia a Sanremo, contro di me minacce inaccettabili, la russa ripensaci.
E io vi porto subito all'interno, e certamente, e vediamo, perché poi di spalla chiaramente si parla dell'agonia nel torrente, il depistaggio, Zoe poteva salvarsi, oggi Alex dal Jeep, e l'analisi di Matteo Lancini, marasma psichico dietro la violenza dei giovani maschi. Fammi leggere qualche riga. Il femminicidio di Nizza Monferrato e terribili recenti episodi di cronaca, tra cui l'omicidio di La Spezia di pochissime settimane fa, costringono a interrogarsi sulla violenza odierna dei giovani maschi. Si dovrebbe provare a dare senso a una violenza apparentemente insensata, ma che ha sempre un comune denominatore, cioè le emozioni che non riescono a essere pensate e dette, ma diventano azione furiosa e omicida. Se davanti a questi devastanti gesti giovanili si aderisce al partito di chi urla che la violenza non è mai giustificabile e che non si può parlare al disagio, siamo davvero senza speranza. Quindi non dobbiamo urlare che la violenza non è mai giustificabile e quindi la dobbiamo giustificare. No, ma lo amiamo, Matteo Lancini, lo amiamo. Pucci indietro tutta, signori, paginoni a pagina 2 e 3 ad esempio del quotidiano La Stampa, su questa scelta il comico rinuncia al Festival di Sanremo, le solite frasi tra lì tra là, ma poi ci sono anche le battute della discordia, la politica e il body shaming. Pucci si autoproclama unico comico di destra, festeggia Fratelli d'Italia con spiace zecche e suggerisce a Ellis Line di rifarsi denti e orecchie. Omofobia ai tempi del Covid, parlando di tamponi, Pucci esordisce: te li infilavano in una narice se erano più stronzi in bocca, se invece ti chiamavi Zorzi nel culo. Il maschio alfa e le donne, l'ultima uscita a Zelig pochi giorni fa, le donne nascono stitiche, ma quando devono cagare il cazzo sono bravissime. Tra satira e razzismo, uno dei suoi cavalli di battaglia, posso dire una cosa sui neri? Che vi fate a fare i tatuaggi? Tanto non si vedono. Capite che ormai queste battute sono vietatissime, così come sono vietatissimi i film anni 80 e si possono proiettare solo a tardissima serata. Andrea Pucci, talk, giornali e guru social ex 5 Stelle, Giorgia e gli strateghi antisinistra, nuove testate a servizio di una campagna di comunicazione sempre più aggressiva. Tutto fa campagna elettorale, scrive nel suo retroscena Ilario Lombardo, quest'oggi sul quotidiano La Stampa, perennemente, quotidianamente, come fosse l'opposizione non al governo, lo ha sempre teorizzato Giorgia Meloni, Palazzo Chigi mi sta stretto, a me piace la lotta politica, ora lo mette in atto sempre di più e con la potenza di fuoco di essere la presidenza del Consiglio, che è la certezza di assicurarsi un titolo qualunque cosa dica. È noto che Meloni vuole anticipare alla primavera del 2027 le elezioni, settimana più, settimana meno, vabbè, bla 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 bla. Dove vuoi arrivare? Non si capisce assolutamente, però se volete è tutto vostro questo articolo con gli strateghi antisinistra e nuove testate al servizio di una campagna di comunicazione sempre più aggressiva. Chissà a chi si riferirà. L'intervista con Giovanni Donzelli a pagina 3 della Stampa, il PD sembra il ministero della censura, Gali non mi piace, ma si è esibito. Il deputato di Fratelli d'Italia dice a sinistra un'involuzione democratica e c'è chi marcia accanto ai teppisti. Chi decide se un artista può esibirsi? A qualcuno Pucci piace, ad altri no, sono gusti. C'è un attacco alla nazione. Sono terroristi? La risposta dovrebbe essere unitaria, chiaramente non si riferisce a quelli che hanno spinto il signor Pucci ad non andare a Sanremo, ma sono altri terroristi, ma anche quelli forse, Pericoloso dire che la colpa dei disordini del Ministero dell'Interno che non fa il suo lavoro, così si giustificano i violenti. Quest'oggi intervista a Giovanni Donzelli, pagina 3 del quotidiano La Stampa, che poi riprende il Festival della politica, eccolo qua, da Beppe Grillo contro i socialisti ai fischi al Crozza Berlusconi, fino alle dichiarazioni pro Pal di Gali. Quello che succede a Sanremo scuote i palazzi del potere fin dai tempi di
papaveri e papere. Chi ci guarda in radiovisione, le vedete le fotografie, il cachet di Benigni che si beccò 200.000 euro per parlare dell'esegesi dell'inno di Mameli, i nastri arcobaleno nel 2014, la legge sulle unioni civili, Crozza fischiato nel 2013 e Gali Propal nel 2024. Stiamo a vedere adesso cosa succederà. Ora chi andrà a sostituirlo? Si chiede Ubaldo Pantani, altro comico. Il caso è intricato, chiunque accetti al posto suo rischia di essere strumentalizzato. Luca Dondoni se ne occupa quest'oggi sul quotidiano La Stampa. Intanto apro anche le linee. Chi vuole parlare con me può chiamare 029294 7222. Naturalmente poi a pagina 6 della Stampa Meloni, chi contesta i giochi è un nemico dell'Italia, e l'opposizione che urla invece flop sicurezza, e antagonisti in cerca di una ribalta, caos a Milano, chi sono i denunciati? Tra i precedenti l'assalto alla stazione in tangenziale, la Digos al lavoro per individuarne altri. Ancora sul quotidiano La Stampa, i giochi di Milano Cortina, se i violenti non si sentono isolati, difficilmente cambiano idea. Intervista a Giancarlo Caselli, l'ex magistrato, il caso Asca. A Torino c'è chi non sa prendere abbastanza le distanze. Il vezzo della politica di criticare i magistrati c'è sempre stato, forse questo governo ha fatto un passo avanti. Askatasuna è un Giano bifronte, il dialogo è stato tentato molte volte, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. I decreti sicurezza sono stati di facciata, il rischio è che siano un veicolo per introdurre misure autoritarie. Giancarlo Caselli a pagina 7 quest'oggi del quotidiano La Stampa, mentre abbiamo i centralini pieni. 02 9294 7222, ora tocca a voi. Pronto? Buongiorno signor Semmi Lisetta. Buongiorno. Altro argomento. Allora, da quando è andato via il sindaco della Lega Bitonci a Padova, Padova è diventata una città invivibile, signor Semmi. Allora, io vorrei dire i problemi di Padova. Allora, ci sono riviste, informazioni, cronaca e volantinaggio istituzionale, ci parlano di una città Padova d'avanguardia. In ogni settore, avanti nelle politiche di neutralità climatica, della crescita tecnologica, nel rinnovamento viario, nelle strategie di economia circolare sostenibile, nella costruzione di opere sanitarie, eccetera. Mi sembra, signor Semmi, che tutti vivono nelle nuvole. La realtà ci restituisce una città inquinata, sporca e malsana, rumorosa, caotica, antropizzata, oltre ogni limite. I nuovi eletti in Veneto hanno promesso di portare il modello Padova in regione. Stiamo freschi. Brava. Tutto qua, io lo saluto e buona giornata. Grazie davvero. Avremo bisogno anche di una rassegna stampa regionale, ve lo dico seriamente, ma non io, però, perché subito non dico, ma prego Sammy Varin, vieni qua un paio d'ore il pomeriggio. È vero, perché ci occupiamo poco del territorio. La maledizione di Kranz, pagina 17 del quotidiano La Stampa, con il memoriale andato bruciato, ve l'ho detto, una cosa diabolica. E poi, sempre sul quotidiano La Stampa, Zoe si poteva salvare, e anche qui l'intervista a Naudi Carbone, il 39enne che si è ritrovato sotto casa una folla inferocita, avevano bastoni, io vittima dei pregiudizi della gente, erano 50, hanno cercato di colpirmi, ed eccoli qua gli italiani razzisti. Come vi dicevo, i giovani e la crisi identitaria, è esploso un marasma psichico, commenta Matteo Lancini. Per capire il disagio di oggi bisogna abbandonare i vecchi schemi. Le emozioni soppresse diventano azioni furiose e omicide. La nuova violenza non ha a che fare né con l'onore né con la gelosia del passato. Paginone peraltro interessante, pagina 19 del quotidiano La Stampa. 029294 7222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco D'Amando. Buongiorno. La reazione della gente sotto casa di quel cittadino di colore non è colpa dell'Italia, è colpa della cultura progressista
che ha praticamente permesso a tutti gli stranieri che vivono di malaffare di comportarsi magari peggio di come si comportano nei loro paesi, ma non era di questo che volevo parlare di altro. In poche parole, noi siamo succubi della cultura progressista che si è presa l'istruzione e la cultura in se stessa, cosa che ci riporta indietro di 40-50 anni. Quando la Democrazia Cristiana si mise d'accordo col Partito Comunista dicendo lasciami governare, prenditi pure la scuola, prenditi pure l'istruzione, prenditi pure il discorso culturale. Così noi oggi siamo in questa situazione dove la sinistra fa cultura in Italia, cultura contro gli italiani, cultura contro qualsiasi governo che non sia di sinistra, e ha inserito all'interno di questa battaglia forze straniere come ad esempio i Propal, come il discorso ecologista, come tutto ciò che è che va praticamente verso il Medioevo. Pur di ritornare al potere, loro si stanno accordando con tutto e con tutti pur di abbattere questo governo, e devo dire questo e chiudo, e noi del centrodestra effettivamente soffriamo questa cosa, ci sentiamo inferiori, non so dirti il perché. Loro in questi 60 anni, 70 anni hanno inserito nei gangli dello Stato tutti i loro addentellati che fanno cordone sanitario contro qualsiasi tentativo di rinnovamento di questo paese. O ci svegliamo o veramente saremo spazzati via. Ti saluto sempre. Grazie caro, occhio che la nostra, quella che prevede il futuro, astronoma, ha previsto qualche problemino per il governo nei prossimi mesi. Ultima segnalazione sulla Stampa, pagina 22, domani comincia la battaglia per l'euro digitale. Domani l'Europarlamento decide sull'uso via app e carte elettroniche. Popolari, socialisti, verdi puntano ad accelerare la sperimentazione. L'euro digitale è presentato come un'iniziativa unica in cui le diverse modalità sono complementari. Nessun sabotaggio, esiste un appetito politico trasversale per trattare le due modalità come strumenti distinti e torneremo a parlarne, oggi ne parla già il quotidiano La Stampa a pagina 22. 0292947222. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno Gino. Vorrei dire qualcosa sul mio non amato Presidente della Repubblica. Intanto non siamo riusciti ancora a capire a che cosa lui si è opposto al decreto sicurezza. Nessuno ne parla, tutti tacciono, va avanti così. Ma cos'è che lui ha imposto, ha voluto cambiare? Nessuno lo sa. Poi un altro particolare, tutto questo volere apparire alle Olimpiadi, all'estero, sempre lui qua, lui là, il nostro Presidente della Repubblica, non è che lo sta facendo di proposito per oscurare il governo, la Meloni, la Lega, il voler apparire proprio a tutti i costi. Secondo me questo è il suo motivo personale, la sua lotta personale. Grazie. È interessante anche questo, è vero, anche se la gag comunque sul tram è stata simpaticissima. Non è che vuole nascondere i successi del centrodestra, di questo governo, eccetera, apparendo lui, però non parla. Abbiamo scovato un picchiatore del poliziotto pestato a Torino, signori, la verità apre così questa mattina. Trovato al Palasciar di Milano, occupato dagli antagonisti. A fuori dal coro, Leonardo rivela di essersi rivisto nel video incriminato per le martellate alla gente. Viene dal centro sociale di Cinisello Balsamo, sta con una scatasuna perché la lotta la devi fare, rivolta seria. Sempre sul quotidiano La Verità, bella frase di Maurizio Belpietro nel suo editoriale: per la sinistra un comico è più pericoloso di chi sfascia le città. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao Sammy, telefono da Como. Niente, io volevo dire una cosa,
che le manifestazioni pacifiche sono coese con i delinquenti, perché è come i gregari nello sport. Ci sono i gregari che tirano per coprire il campione e poi all'ultimo momento loro si defilano e il campione avanza e dovrebbe vincere teoricamente. Lo stesso questi qua sanno chi sono, ce li hanno alle spalle, li coprono per portarli avanti, praticamente mettono la polizia in uno stato di guardia, perché corrono dietro al corteo e mentre gli altri agiscono da un'altra parte. Dunque loro sono corresponsabili delle aggressioni, è inutile che parlino di pacifisti, loro sono corresponsabili dei casini. Grazie caro, ti taglio perché siamo in estrema velocità e però in effetti non si parla più di pacifisti, è vera sta cosa. Il quotidiano La Verità oggi intervista anche Augusta Montaruli. A Torino il germe del radicalismo c'è anche in molta classe dirigente. La deputata di Fratelli d'Italia dichiara: parecchi vengono da una storia di estrema sinistra, perciò non isolano fisicamente e idealmente i violenti. E ancora adesso c'è chi cerca di trovare una giustificazione ai delinquenti. La Montaruli oggi sul quotidiano La Verità. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, ascolta, allora, volevo dire due cose. Allora, Vannacci è uscito perché? Perché ovviamente quello che si era detto, che aveva detto anche la Meloni agli antipodi del 2022, no? Accise, migranti, criminalità, non si è risolto niente. Ora, se i criminali stanno aumentando, hai visto i giornali, no? Girano tutti coi coltelli ormai, ma cosa ci vuole a mettere una legge pesante dove 1 milione di criminali se ne vanno dall'Italia? È inutile mettere 50.000 carabinieri, 50.000 poliziotti, tanto se sono da una parte vanno dall'altra, no? Poi il gasolio, le accise. Lo sa la Meloni che aumentando il gasolio i trasporti aumentano e le merci nei supermercati aumentano? Non lo sanno questo al governo? Ma io dico, ma chi fa queste leggi? Ma fa 1+1, poi Cortina, triplicano i prezzi, affitti, prodotti, eccetera. La finanza dov'è? Perché devono aumentare i prezzi? Perché in Italia siamo sempre dei coglioni, ma io non so. Ma si sveglino questi al governo. Grazie. Grazie a te, il popolo prima di tutto, mentre a pagina 7 La Verità scrive: quei finti antagonisti coccolati dai potenti. È Silvana De Mari che scrive questo articolo. Come le BR, i centri sociali si spacciano per rivoluzionari, ma in realtà sono al servizio di un disegno più grande di loro. La saldatura con i Maranza mostra che il vero fine è l'islamizzazione. E se uno di questi teppisti viene arrestato, spunta la mammina a difenderlo. Imperdibile l'articolo a pagina 7 del quotidiano La Verità di Silvana De Mari. C'è l'ultima telefonata? La prendiamo? Pronto? Pronto, ciao Sammy, Marco da Torino, per fortuna. Cerco di essere abbastanza sintetico. Non sono venuto alla Bagna Cauda perché, sai, io sono sincero, non riesco a tenermi, non volevo polemizzare con della gente amica, solo due piccole riflessioni. Delusissimo dalla parata degli atleti, Russia praticamente inesistenti come se non ci fosse sulla faccia della terra, ovazione del pubblico all'Ucraina, applausi per Iran e compagnia cantante. Prima considerazione, la gente ancora non ha capito un cazzo. Secondo, una cosa che mi ha passato un mio amico trovabile in internet, per far posto a 2 impalcature nel Castello Sforzesco alte 60 metri, alle quali scorre una telecamera mobile, hanno abbattuto 2 alberi secolari. Non mi pare un bel gesto questo, però con queste cose che ti ho detto non mi rispondere di votare Schlein o Vannacci, caro Sammy, sono delle amare considerazioni. Ciao, buon lavoro. Assolutamente, ci sta anche l'amara considerazione, ne facciamo ogni giorno. Ancora una chiamata al volo, ragazzi? No, pensavo che mi dicessi ok, ancora ne facciamo altre 20. Io se volete mi fermo, però poi qui gli straordinari non esistono a Radio Libertà. A proposito, grazie a tutti coloro che ci stanno sostenendo anche nella mangiata
di sabato sera a Grugliasco in provincia di Torino. Io alla fine non ho potuto andarci perché ho preso qualche pastiglia sbagliata e ho avuto uno sbalzo di pressione e non sapete, sono ancora qua che piango, ma mi hanno detto che è andata bene bene bene, ve ne parlerò più tardi. Dalle 11 a mezzogiorno infatti Sammy Varin è ancora qua, è minimo, restate là, non andate via.